Ho ricevuto un avviso di garanzia in merito al distacco di una parte dell'intonaco della scuola Pascoli nel mese di gennaio e dovrò comparire di fronte al PM il prossimo 18 settembre. Ho ritenuto utile informare la stampa e ovviamente darne comunicazione alla cittadinanza. È un fulmine a ciel sereno quello che colpisce il comune di Bassano del Grappa e la città a una manciata di giorni da Ferragosto. Il sindaco Nicola Finco è iscritto nel registro degli indagati per il distacco dell'intonaco di un'aula della scuola Pascoli, avvenuto a gennaio. In quell'occasione un bambino era rimasto coinvolto riportando qualche graffio. Immediatamente era scattata la chiusura, seguita dalle verifiche di rito sullo stato di salute del plesso scolastico. La situazione aveva consigliato all'amministrazione di chiudere la scuola e di spostare le lezioni nelle sale del tribunale. Poi, qualche giorno fa, il municipio ha chiuso una trattativa con gli scalabrini per l'affitto di alcuni spazi da destinare alla didattica montessoriana della Pascoli per almeno 3 anni. Nel frattempo, però, era scattata l'indagine della Procura sul distacco di gennaio, della quale avevamo parlato anche nei nostri telegiornali. Crolla la scuola primaria Pascoli, la Procura della Repubblica apre un fascicolo d'inchiesta. I carabinieri erano arrivati negli uffici del settore lavori pubblici per raccogliere informazioni finite nel faldone dell'inchiesta. Forse informazioni sullo stato pregresso della Pascoli, dati che, fa sapere il sindaco, non erano mai arrivati neppure sulla sua scrivania. Non ho mai ricevuto alcuna comunicazione da nessuno, altrimenti sarei intervenuto, perché insomma sapete l'attenzione che io dedico ai bambini, alle scuole. Insomma, il primo anno di mandato si è contraddistinto proprio per questo, per fare un riordino dei plessi scolastici, per metterli in sicurezza, per pensare alla progettazione di una nuova scuola. Quindi se qualcuno mi avesse comunicato che c'era una situazione particolare all'interno della Pascoli, ovviamente sarei intervenuto. Finco sarà sentito in procura a Vicenza fra qualche giorno dopo Ferragosto e in quella sede sarà possibile conoscere più dettagli sull'origine della vicenda. Non è infatti chiaro se tutto sia nato da un esposto o da una denuncia oppure d'ufficio in seguito agli eventi di gennaio. Quel che è chiaro è che la faccenda, alla luce di quanto dichiarato da Finco e delle notizie diffuse, suona come un campanello d'allarme per qualche migliaio di sindaci del Veneto e non solo. Viene da pensare che domani mattina qualche migliaio di sindaci del Veneto potrebbero consegnare le fasce, perché nessuno è sicuro a questo punto. Ma guardi, io non dico nulla, ripeto, sono sereno e tranquillo, fornirò ovviamente la massima collaborazione alla magistratura, perché so che ho fatto tutto quello che dovevo fare e quindi insomma speriamo si risolva quanto prima questa faccenda.